Tensione e polemiche al primo consiglio comunale di Eraclea dopo l'arresto del sindaco Mirko Mestre. Si dimettono tutti i consiglieri dell'opposizione. Alla consulta del Veneto per l'autonomia il presidente Zaia annuncia il Veneto non cede, richiesta di competenza per tutte le 23 materie elencate in Costituzione. La Guardia di Finanza scopre in una zona residenziale di Caorle una maxi discarica abusiva, sequestrati circa 3.000 metri cubi di rifiuti. Da stasera le mimose di via Cappuccina a Mestre saranno controllate a vista, le associazioni si uniscono per evitare lo scempio degli anni scorsi in occasione della festa della donna. Avevano brevettato un metodo che gli permetteva di entrare nel bar e svaligiare le slot machine, coppia di ladri, sorpresa e denunciata a Santa Maria di Sala. Linda Pani, 19enne di Mogliano, e la Maria del Carnevale 2019 sarà la protagonista della prossima edizione nelle vesti dell'Angelo che calerà dal campanile su Piazza San Marco. Sport calcio, terzo cambio della stagione per la panchina del Venezia, esonerato anche Walter Zenga, arriva Serse Cosmi, esordio di fuoco lunedì sera al Penzo col Palermo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Tensione ad Eraclea al primo consiglio comunale dopo l'arresto del sindaco Mirko Mestre. I consiglieri di opposizione si sono dimessi. 4 dei 5 consiglieri di opposizione di Eraclea hanno rassegnato le proprie dimissioni per la quinta consigliera, è questione di ore. Si tratta di un atto dal significato politico che però non produce effetti immediati in un consiglio comunale già destinato allo scioglimento e al commissariamento se il sindaco Mirko Mestre, arrestato il 19 febbraio nell'ambito di un'ampia operazione anticamorra, non ritirerà le dimissioni presentate venerdì scorso. Altrettanto valore simbolico hanno anche le non dimissioni dei consiglieri di maggioranza, così come annunciato dal vice sindaco Graziano Teso nel primo affollatissimo consiglio comunale dopo le vicende di queste settimane, un consiglio comunale durato appena una ventina di minuti. La nostra solidarietà è di rimanere fin tanto che il sindaco in questi 20 giorni maturerà una decisione finale. Senta, alcuni cittadini qui sono rimasti un po' delusi perché si aspettavano un po' più di discussione. Non è un'arena questa e non deve scorrere il sangue, questo è un momento molto amaro per tutti e soprattutto per i nostri cittadini. Nel corso della brevissima seduta del Consiglio, prima della quale è stato chiesto alle telecamere di uscire ai sensi del regolamento comunale, ha detto Teso, in una sala gremita è stata letta la lettera di dimissioni inviata da Mirko Mestre. La seduta è finita qui, le polemiche no. È stata danneggiata la democrazia, anzi ammazzata la democrazia, perché non permettere le riprese in un consiglio comunale ci sembra irricevibile. È stata una seduta tra l'altro rapidissima, molti cittadini sono usciti un po' È lo stile di questa amministrazione. Molti cittadini sono rimasti delusi perché si aspettavano. L'amministrazione fin dal suo inizio ha chiuso la bocca e le orecchie a tutte le forme di partecipazione. Dunque il Consiglio Comunale di Eraclea è stato brevissimo e molto teso, in molti sono rimasti delusi, sentiamo. Avevano atteso questo momento come un'occasione di informazione, riflessione e approfondimento su quanto accaduto nelle ultime settimane i tanti cittadini di Eraclea che hanno affollato la sala consiliare per la prima seduta del Consiglio Comunale dopo l'arresto del sindaco Mirko Mestre. Se ne sono andati 20 minuti dopo, al termine di una seduta brevissima. Poco prima dell'inizio dei lavori erano state fatte uscire tutte le telecamere. Cosa hanno detto? Vi hanno detto di uscire? Che hanno ricevuto la lettera di dimissione del sindaco e si è chiusa la seduta. È già finita? Sì, troppo. È soddisfatto di questa? Siete venuti in tanti? Noi no, ma se questa è la volontà della Giunta bisogna accettarla. Perché è venuto qui stasera? Cosa si aspettava? Per curiosità, non c'era niente di nuovo da aspettarsi. La sua curiosità è stata pagata? No. Mi aspettavo qualcosa di più lungo, di più concreto, però penso che più di questo non potevano dire. Almeno un minimo di dibattito, un confronto, insomma una spiegazione, qualcosina di più. Sono venuto qui per partecipare, per capire qualcosa e tutto si è fermato là. Io sono rimasto male, come cittadino di Eraclea sono rimasto male. Perché? Perché si sperava che andasse tutto per aria e così la mafia speriamo di eliminarla se è possibile.
Ed ora l'autonomia, il percorso verso l'autonomia del Veneto è a un punto cruciale. Il governatore Luca Zaia ha riunito oggi a Venezia la consulta per fare il punto della situazione. Sentiamo. Abbiamo seguito pedissequamente quanto è previsto dalla Costituzione, chiediamo le 23 materie, abbiamo rinforzato la nostra richiesta con un referendum, al quale hanno partecipato 2.328.000 venti. Direi che ci siamo. Adesso spetta al governo decidere di inviare in Parlamento la bozza e ne accettiamo anche una discussione. Indietro non si torna. Il Veneto tiene ferma la richiesta di autonomia con competenza sulle 23 materie elencate in Costituzione. Zaia lo ribadisce alla consulta del Veneto per l'autonomia davanti ai rappresentanti del mondo politico, economico, accademico e sindacale del Veneto, dove si è fatto il punto della situazione. Penso che se si decidesse la procedura della preintesa firmata tra Governo e Regione Veneto, questa preintesa potrebbe andare velocemente in Parlamento e iniziare una discussione, quindi anche prima delle europee. Questa ricerca sempre della deadline, dell'ultimatum non mi trovo tanto appassionato. Dico che il dibattito con una vera e propria riforma come questa ci vuole. Dico a tutti che noi siamo sul pezzo, non si è assolutamente rallentata la macchina, tanto è vero che come vedete il dibattito c'è tutti i giorni. Un percorso che potrebbe essere illustrato al ministro Stefani nel corso di un incontro convocato giovedì, al quale parteciperanno anche i presidenti di Lombardia ed Emilia-Romagna. Le 23 materie sono scritte e elencate in maniera puntuale in Costituzione. Quanto alla norma finanziaria che abbiamo definito con il MEF, è una norma assolutamente rispettosa delle altre regioni, non è una secessione dei ricchi come dice qualcuno, anzi invito tutti ad andare a leggersi la norma e a leggere quello che chiediamo. Zaia non teme che il processo verso l'autonomia possa essere ostacolato da polemiche interne alla maggioranza di governo. Io ho fiducia della maggioranza, visto e considerato che è rappresentata da due partiti che hanno sempre sostenuto l'autonomia, l'hanno messa nel contratto di governo e l'hanno anche messa nel DEF. Dall'altro, se si continua a parlare della secessione dei ricchi, invito tutti ad andare a leggere perché non è così. Cioè dire scemenze le si dice solo perché non si vogliono affrontare i veri problemi e la secessione dei ricchi rischia di diventare un alibi per qualcuno. Tante le reazioni al termine della consulta convocata appunto oggi dal Presidente Zaia con una richiesta pressoché unanime alla politica nazionale. Si faccia presto. Adesso la partita è sul tavolo della politica e saremmo degli ingenui se avessimo pensato che questa era una partita che si giocava così in 4-4-8 e che si sarebbe potuto dire alla fine che tutti vissero felici e contenti. Ottimismo ma anche coscienza delle difficoltà di un cammino che si sapeva non facile, tante le reazioni al termine della seduta della consulta per l'autonomia del Veneto. Soddisfatta la Presidente dell'ANCI regionale Maria Rosa Pavanello, che ha apprezzato soprattutto le parole del Presidente Zaia sul coinvolgimento dei territori nell'attuazione dell'autonomia. L'ANCI Veneto, ha detto, continuerà ad essere a fianco della Regione e del suo governatore, offrendo il proprio contributo in termini di proposte, soluzioni e dialogo. Preoccupato dalla reazione politica delle regioni del Sud, invece il Presidente regionale di Confturismo Marco Michielli, a Venezia anche in veste di Vicepresidente di Confcommercio Veneto, che teme che il passaggio parlamentare possa essere un modo per rinviare la questione a dopo le elezioni europee, se non alla prossima legislatura. E a Camera e Senato chiede tempi celeri il presidente regionale di Confindustria Matteo Zoppas. L'autonomia può essere un vero strumento di spending review, ha detto, trovando con tutte le regioni un accordo che non penalizzi lo status quo e definendo criteri e soluzioni di cui alla lunga beneficeremo tutti. Reddito di cittadinanza al via, tutto pronto anche in Veneto, da domani si aprono i termini per presentare la domanda, le richieste vanno presentate alle poste oppure ai CAF o online se in possesso della identità digitale. Presso i 39 centri per l'impiego del Veneto gli interessati trovano già da oggi gli avvisi su come richiedere il reddito, informa l'assessore al lavoro Elena Donazzana, anche se in questa prima fase operativa i centri per l'impiego non sono coinvolti direttamente. In tutte le sedi sono però disponibili cartelli informativi su dove presentare la domanda e sulle modalità di rilascio. Da aprile poi, dopo che l'INPS avrà verificato i requisiti dei richiedenti e le poste avranno consegnato agli aventi diritto la carta prepagata che erogherà il reddito, i centri per l'impiego convocheranno i beneficiari per l'inserimento occupazionale. Per
presentare domanda bisogna essere in possesso del reddito ISEE in corso di validità. La cronaca, ora andiamo a Caorle, dove gli uomini della Guardia di Finanza hanno scoperto un'area di oltre 6.000 metri quadrati trasformata in una discarica abusiva di rifiuti. Sentiamo. Nell'ambito dei servizi di tutela ambientale svolti sul territorio, i finanzieri della sezione operativa navale della Tenenza di Caorle hanno rinvenuto in una zona residenziale un'area di circa 6.500 metri quadrati su cui erano stati depositati cumuli di materiale derivante da attività di escavazioni edili, terreni e rocce misti a resti di corrugati. A seguito di questo naturalmente abbiamo approfondito, abbiamo accertato la natura del terreno, le possibilità che potevano esserci su questo terreno delle autorizzazioni. In realtà non le abbiamo trovate, quindi siamo intervenuti nel momento in cui abbiamo riscontrato che vi era una lavorazione, un livellamento diciamo di questi detriti, rifiuti portati. Abbiamo riscontrato che una delle ditte costruttrici che seguiva dei lavori è andata, diciamo, non ha ottemperato ad alcune prescrizioni, per cui i rifiuti di fatto il sottoprodotto di fatto non poteva essere più considerato sottoprodotto. I materiali, quantificati in circa 3.000 metri cubi da sottoprodotti di lavorazione, sono stati riqualificati rifiuti, quindi sottoposti a sequestro. Al momento pensiamo che siano dei rifiuti non pericolosi, per cui soggetti ad alcune, diciamo, restrizioni. Se fossero pericolosi, dalle analisi risultano eventualmente contaminati da agenti, diciamo, pericolosi, la cosa, diciamo, potrebbe aggravarsi, ma nella realtà abbiamo già un'analisi fatta precedentemente che ci rassicura sotto questo punto di vista. Possiamo considerarli rifiuti non pericolosi, inerti. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, e appunto a Venezia nei giorni clou del Carnevale è intenso il lavoro delle forze dell'ordine. Da Roma erano arrivate a Venezia per tentare una gita di carnevale con borseggio, invece sono state fermate e colte sul fatto dalla polizia ferroviaria di Venezia nelle immediate vicinanze della stazione di Santa Lucia, grazie a una pattuglia di agenti in borghese. Nei guai sono finite 2 giovani, una delle quali è anche minorenne, che dovranno rispondere del reato di tentato furto aggravato in concorso tra loro, per il quale sono state denunciate a piede libero. Si tratta di una 18enne bosniaca e una 15enne croata, entrambe residenti in un campo nomadi della provincia di Roma ed entrambe già con numerosi precedenti penali alle spalle. Per questo la più giovane aveva anche fornito false generalità. Le 2 borseggiatrici sono state notate dal personale della Polfer mentre erano in mezzo ad una comitiva di turisti asiatici e accordarsi in modo sospetto a un ragazzo che portava uno zaino sulle spalle e un grosso trolley a seguito. Non accorgendosi di essere tenute sotto controllo dai poliziotti, una di loro si è avvicinata ad un ignaro turista asiatico. Con uno stratagemma è riuscita ad aprirgli lo zaino cercando di prelevare il tablet, mentre la complice ne nascondeva i movimenti utilizzando un grande scialle. A quel punto sono state immediatamente bloccate. Ed ancora cronaca, denunciati dai carabinieri 2 ladri specializzati a svaligiare le slot machine dei bar. Sentiamo. Avevano brevettato un metodo che con un abile uso di un semplice fil di ferro con un gancetto all'estremità gli aveva permesso di guadagnare più di 200 euro in poche ore. A mettere fine all'attività di 2 albanesi di 33 e 22 anni ci hanno pensato i carabinieri di Milano, che li hanno sorpresi mentre armeggiavano attorno delle slot machine di un bar di Santa Maria di Sala. Il ferretto veniva inserito con perizia nel foro delle monete affinché il rilevatore digitale liberasse i soldi. La mimosa di via Cappuccina a Mestre sarà controllata a vista a partire proprio da questa sera. Le associazioni si sono unite per evitare lo scempio dell'anno scorso in occasione della festa della donna. L'anno scorso è stato praticamente selvaggiamente depredato, distrutto proprio, era un albero da buttare.
Quest'anno la mimosa di via Cappuccina a Mestre sarà controllata a vista. Da 6 anni, in occasione della festa della donna, quest'albero viene privato di tutti i suoi fiori che poi vengono venduti agli automobilisti per strada. Così le associazioni Mestre Mie e Amico Albero hanno deciso di correre ai ripari per tempo. Ci è venuto in mente di contattare un'agenzia appunto di vigilanza, la CDS di Mestre, Costantini, quindi una compagnia di vigilanza, il quale si è detta favorevolissima, anzi molto onorata di questa richiesta, di sorvegliare la pianta per i 3 giorni che sono, diciamo, i 3 giorni più importanti, quelli del 5, 6 e 7. Quindi già da questa sera faranno una sorveglianza dalle 10 di sera fino alla mattina. Tutto gratuitamente. È tutto a titolo gratuito, anche perché è una pianta che conosco, abito nelle vicinanze e ogni anno vederla così depredata per quei 2 o 3 giorni per scopi commerciali molto probabilmente, perché qualcuno stacca qualche ramoscello e lo va a vendere in piazza, dispiaceva e siccome vorrei rivederla anche dopo la festa della donna, la vorrei vedere ancora come prima, faceva piacere insomma proteggerla per quei 2 o 3 giorni, quelle 2 o 3 notti. Anche il portavoce della comunità bengalese ha dato il suo appoggio. Vivo in questa città, questi quartieri, allora preferisco essere con loro per non rompersi quest'albero, perché quest'albero per far crescere ci vogliono anni, ma gente devono capire, non è una cosa di divertimento. Gente, abbiamo bisogno di aria verde, fiori, che è una cosa bella. Come che abbiamo una festa della donna 8 marzo, allora per rispetto di questo qua dobbiamo mantenere bene tutti quanti assieme. Ed ora siamo alla pagina dello sport, calcio, terzo cambio della stagione per la panchina del Venezia, esonerato Walter Zenga, arriva Serse Cosmi. 7 punti in 11 gare, con una vittoria solo con il fanalino di coda. Padova è quintultimo posto in classifica. Walter Zenga non è riuscito a risollevare il Venezia e, come è già accaduto a Stefano Vecchi, saltato a metà ottobre, passa la mano al terzo allenatore di questa stagione. In Laguna sbarca Serse Cosmi, mister di provata esperienza, anche e soprattutto in imprese di salvezze impossibili. Walter Zenga, con una fiducia a tempo dopo le sconfitte con Livorno e Perugia, è caduto anche a Verona. La striscia negativa di una crisi iniziata dopo Natale non si è interrotta e per l'ex portiere della nazionale dell'Inter è arrivato l'esonero. Cosmi vanta un curriculum di tutto rispetto anche in Serie A. L'ultima salvezza è stata raggiunta ad Ascoli la scorsa stagione, prima di restare libero sul mercato. Ora è atteso a Mestre in queste ore, dirigerà subito il suo primo allenamento veneziano, per poi sedere in panchina lunedì sera al Penzo, dove il Venezia è atteso da un impegno tutt'altro che facile. Arriva un Palermo secondo in classifica e lanciato verso la promozione in Serie A. E torniamo a parlare del carnevale, perché il carnevale lunare ha la sua nuova Maria. Si tratta della 19enne di Mogliano, Linda Pani. Conosciamola. Linda Pani è la Maria 2019. È stata scelta lunedì sera nella serata di gala alla Fenice tra le 12 partecipanti e l'anno prossimo sarà la protagonista dell'edizione 2020, in particolare nelle vesti dell'angelo che calerà dal campanile su Piazza San Marco nel weekend di apertura dei festeggiamenti. Il volo è proprio la cosa che io fin da bambino ho sempre desiderato di poter vivere in questa mia amata Venezia, perché io sono veneziana di famiglia, veneziana di sangue, e quindi questa città che per me è come una persona della quale sono veramente innamorata, poter avere la possibilità di fare il volo è veramente un sogno che si realizza e che ho sempre desiderato. Linda prende il posto di Erika Chia, ha 19 anni, occhi azzurri, capelli biondi, alta 1,70 m, abita a Mogliano Veneto. Il palcoscenico già lo conosce, visto che ha partecipato all'edizione 2017 di Miss Italia, dove ha vinto la fascia di Miss Social Optima. Difficile però nascondere l'emozione. La Maria deve essere aperta a 360 gradi a ogni tipo di novità, deve essere una persona trascinante, deve avere portamento, essere elegante ma allo stesso tempo non rinchiudersi, quindi poter essere se stessa, essere spontanea, spigliata, deve essere una donna. Deve essere veneziana, esattamente, grazie esatto, io cerco gli aggettivi ma è cosa più semplice che non veneziana. L'importante è appunto che sia veneziana, una ragazza che si senta veramente nella sua Venezia, si senta rappresentata perché la sente sua.
Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo la nostra programmazione torna subito dopo i TG 20 e 10, questa sera ospite di Ferdinando Avarino, il professor Michele Cortellazzo, linguista, docente dell'Università di Padova. È davvero tutto, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Non cambia il tempo sulle nostre regioni rispetto ai giorni scorsi, il sole continuerà a dominare. Nel dettaglio sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile, sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Più nubi in serata ma in genere senza piogge. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime molto miti comprese tra 11 e 16 gradi, addirittura 18 gradi sul Rodigino. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo, tanto sole ovunque, con il cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso, salvo per qualche innocuo addensamento sui settori montuosi. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime gradevoli comprese invece tra 13 e 18 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime piacevoli intorno ai 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.